che oggi sono intervenuti e i carissimi amici già abbiamo incontrato altre volte in questo posto. Cioè essere qua oggi è davvero un piacere, è un onore. Essere in Sardegna con la Brigata Sassari, con sardi, a lavorare sul proprio territorio credo che sia davvero un qualche cosa di eccezionale e incommiabile, ancorché per voi sia poi cosa di tutti i giorni. Cosa voglio sottolineare io? La responsabilità che ho io sulla Sassari è quella di validarla se è pronta o meno all'impiego operativo per la quale è stata tascata. Ecco la mia presenza qua oggi. Prima abbiamo lavorato con ordini, abbiamo lavorato ricercando risorse finanziarie, abbiamo lavorato ricercando poligoni, eccetera, eccetera, per consentire alla Sassari di addestrarsi, perché senza addestramento io non me la sentirei assolutamente di firmare e di targare che la Brigata Sassari è pronta all'impiego. Ho già avuto un contatto col comandante della Brigata, abbiamo scambiato alcune idee, ho visto fare questa mattina un briefing dal comandante della Sassari e dal comandante di reggimento e dal comandante del battaglione Genio, davvero fatto bene nel senso che è stato semplificato al massimo un'attività che è davvero complessa. Oggi in stretta sintesi non vedete a Capo Teulada la solita esercitazione, forse con carri, missili che partono, aerei, elicotteri che sparano e quant'altro. Questa è tutta un'altra attività, perché l'attività che andrà a fare in Afghanistan la Sassari è completamente diversa da quella che è stata fatta sino ad oggi. Ora, come ha descritto il comandante della brigata, siamo in una fase dove noi stiamo a Herat come con le nostre unità, addestriamo e continuiamo ad addestrare ancora l'esercito afghano, diamo il concorso all'esercito afghano se ce lo chiedono e pensiamo alla nostra sicurezza e ci garantiamo la libertà di movimento. Perché? Perché dobbiamo ritirare dall'Afghanistan entro il 31 dicembre quelli 11.000 metri lineari di materiale che l'Italia ha là. Molti li ritireremo, alcuni secondo gli accordi internazionali potranno essere passati all'esercito afghano, non lo sappiamo ancora, ma sono tutte attività concettuali che la Sassari, oltre che a operare sul terreno materialmente, per quelle attività che ho descritto prima, deve pianificare tutto ciò che succede, le navi, gli aerei e quant'altro, per riportare in patria tutto questo ira di Dio di materiale. Io credo, avendo seguito passo passo l'attività da maggio della Brigata Sassari, la ricerca di determinate specialità, cioè di professionalità di uomini dagli altri reparti dell'esercito italiano che dovevano comporre questa brigata, l'ho vista crescere giorno dopo giorno. Non voglio dire, vorrei dirlo poi agli uomini magari dopo che hanno finito l'esercitazione, se sono pronti all'impiego o meno, ma ora in questo momento già posso dire che la Brigata Sassari col suo staff, col suo comando è in grado di gestire questa delicata fase che si appresta a fare in teatro afghano. Ed è una responsabilità che davvero sento sulle spalle, perché oggi in Afghanistan c'è la Brigata Aosta, è una brigata che dipende da me. Subentrerà la Brigata Sassari e la brigata ancora che poi dovrebbe chiudere definitivamente il teatro è la Garibaldi, cioè su 5 brigate che ho alle dipendenze, una la manderò in Libano ed è la Pinerolo, la Sassari la mandiamo in Afghanistan, l'altra verrà a sostituirla, la Garibaldi, capite benissimo, la Granatieri ce l'ho oggi in Libano, praticamente le 5 brigate che ho io hanno solo da lavorare intensamente e stanno lavorando davvero bene, quindi da comandante sono super soddisfatto di avere queste componenti alle mie dipendenze, di avere la responsabilità di addestrare queste unità. Ora, alcune volte si è sentito, si è letto qualche dichiarazione, insomma ci sono dichiarazioni sicuramente in totale libertà in Italia, ma che facciamo ancora la guerra, questi scherzano ancora con i carri armati, ormai ci sono le bombe intelligenti, le meno intelligenti e quant'altro. Signori miei, se vogliamo mantenere un esercito ed una nazione vuol dire che abbiamo un esercito, noi abbiamo bisogno di avere gli uomini costantemente nei poligoni e nelle aree addestrative.
Questo credo che debba essere un messaggio da persone serie di buonsenso di questo paese che bisogna rafforzare. Un esercito per esistere ha necessità di aree addestrative, di possibilità addestrative, di munizioni da sparare, perché è inutile piangersi addosso dopo quando i guai o arrivano i guai. La Sardegna e la Sassari credo che sia la brigata più felice di quella che delle 5 alle mie dipendenze, ripeto, perché vive sul proprio territorio, gli uomini sono di questo territorio, gli uomini sono amati dalla gente del posto perché sono i loro figli, hanno una grande possibilità che è quella del poligono di Capo Teulada, dove possono addestrarsi davvero giorno dopo giorno, quindi ti approvo tutto fino a questo momento, poi approverò alla fine dell'esercitazione l'operato dei tuoi uomini. E l'esercitazione che vai a condurre è sicuramente un'esercitazione delicata, avete sentito, l'hanno descritto prima, è un qualche cosa che è nato a livello ISAF, che stanno sperimentando gli altri, che dovremo operare noi nella stessissima maniera, e forse è la prima volta che una delle nostre o le nostre unità agiscono e operano in questa maniera. Quindi quando sarai in teatro e farai di questa tipologia di operazione è fondamentale per poter poi scrivere quella dottrina nazionale che è necessaria, che tu ci dia tutte le lezioni apprese, possibili e immaginabili a caldo. Grazie dell'attenzione, scusatemi se vi ho rubato alla Sassari qualche minuto del mio tempo, del vostro tempo. Grazie Presidente.